Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati in diretta con ore 13. Economia nel territorio, il 2019 del Nord-Est, il tema che affronteremo quest'oggi. In studio qui con noi per aiutarci a chiarire molti aspetti di questa tematica, Renzo Canal, presidente della Banca di Monastiere e del SIL. Buongiorno, grazie per essere qui con noi ed aver accettato l'invito. Ed il professor Carlo Bagnoli, docente di innovazione strategica dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore, grazie per aver accettato l'invito. Allora, cominciamo a parlare di economia del territorio, peraltro abbiamo una notizia freschissima, insomma appena battuta dalle agenzie, che peraltro era già nell'aria da ieri. Sostanzialmente l'Italia è in recessione tecnica, quindi non è una buona notizia. L'Istat ha comunicato quindi che la crescita nel quarto trimestre del 2018 ha registrato una ulteriore contrazione dello 0,2% dopo quella dello 0,1% del secondo trimestre del 2018. Luglio-settembre, quindi insomma siamo effettivamente in recessione tecnica e questa, dicevamo professore, no, non è una buona notizia per il nostro paese. No, non è una buona notizia, evidente, dipende probabilmente, io non sono un economista, sono un economista aziendale, comunque dipende probabilmente da due fattori. Un fattore esterno, chiaramente in generale l'Unione Europea in qualche modo è più ferma, anche per le incertezze che c'è sul lato Brexit, il tema dei gilet gialli in Francia, la Germania che ha avuto uno stop a livello soprattutto di industria automotive, anche la Cina sta rallentando e quindi questo crea comunque delle dinamiche in qualche modo globali di cui l'Italia ne soffre evidentemente come anche altri paesi. Poi esiste una serie di fattori interni che possono essere questi divisi dal mio punto di vista in altri due grandi temi, un tema molto, molto contingente che è il tema politico, probabilmente le politiche economiche sviluppate dal Ministero dello Sviluppo Economico non stanno avendo gli effetti, o comunque quelle passate, quelle presenti non sono riuscite in qualche modo ancora a rilanciare l'economia e creano soprattutto incertezza negli investimenti da parte degli imprenditori. E poi invece c'è un fattore strutturale che le nostre imprese forse non sono ancora pronte ad affrontare una competizione globale che ci viene sempre più forte da paesi anche molto lontani da noi, in primis la Cina. Cioè, questo è un tema, quindi esistono diversi fattori esterni, interni, congiunturali e strutturali. Direi, questo penso sia opinione comune, non penso che sia una... Sì, ecco, Canal, quindi fattori esterni, fattori interni. Voi come istituto di credito, appunto, si parlava di problemi anche delle nostre aziende per rapportarci al nostro territorio. Che sentore avete in questo senso? Beh, credo di poter condividere il quadro che ha disegnato il professore. Indubbiamente diciamo che anche la nostra economia locale risente molto delle attività di esportazione e quindi questo complesso di difficoltà a livello internazionale crea necessariamente anche delle difficoltà a livello locale per le nostre imprese e quindi è chiaro che ne risentiamo. Credo anche che i problemi per quel che riguarda la nostra economia risalgano un po'. Direi lo spartiacque è stato il 2008-2007, cioè dalla grande crisi alle difficoltà che abbiamo avuto tutti, ai problemi che lentamente vanno risolti gradualmente, eccetera, con molte difficoltà per quel che riguarda le imprese locali. C'è stata anche una, se vogliamo dire, una pulizia in questo tempo, quindi molte imprese marginali sono sparite dal mercato, sono rimaste quelle più attive, quelle che hanno saputo più fare innovazione, più passare alla digitalizzazione, più evolversi verso le esigenze di un mercato futuro. Evidentemente questo processo di innovazione anche in contesto di globalizzazione è ancora in evoluzione, quindi sono equilibri complicati, difficili che vanno a soluzione, ma vanno a soluzione con una certa lentezza e con una certa difficoltà.
Ecco, lei ha evocato la grande crisi, quella iniziata nel 2008, dalla quale insomma sembra che il nostro Paese stia faticosamente uscendo. Ora queste notizie di nuovi cali insomma, sono allarmanti secondo lei, professore? Cioè rischiamo di ripiombare in una crisi come quella iniziata nel 2008? Adesso fare previsioni è sempre molto complesso. Per certo il nostro sistema produttivo, e anche qui bisogna fare le distinzioni, non è in questo momento ancora preparato ad affrontare una competizione globale, o meglio, noi abbiamo un'area che è quella lombarda con epicentro Milano, che è riuscita secondo me ad allinearsi a una mentalità, direi, un tema di mindset, di cultura imprenditoriale che è in qualche modo appunto allineato al nord Europa. E quindi ad esempio l'innovazione non è vista come una possibilità, è vista come l'unica strada per poter riuscire a competere. Il nostro sistema invece, soprattutto del nord-est, in questi 10-15 anni è rimasto molto indietro dal mio punto di vista. Cioè 20 anni fa noi potevamo competere come sistema territoriale con Milano centrico, oggi invece abbiamo realtà molto diverse. Cosa significa questo? Significa che noi come nord-est 15 anni fa e anche adesso purtroppo abbiamo una serie di aziende di risposta, quindi siamo bravissimi a rispondere a quello che ci chiede il cliente. Il problema è che oggi se il cliente chiede qualcosa non lo chiede più a noi perché non siamo più competitivi spesso dal lato prezzo e dovremo diventare aziende di proposta, cioè in qualche modo riuscire a proporre al cliente finale delle soluzioni innovative, delle soluzioni particolari, delle soluzioni uniche. Questo passaggio da aziende di risposta flessibili, veloci, a bassi costi, ad aziende di proposta che lavorano sul mercato, sul brand, sull'innovazione, in alcuni casi è passato, siamo riusciti ci sono alcune aziende che certamente sono riuscite a fare questo passaggio, la maggior parte invece è ancora in attesa che gli si chieda cosa devono fare, cercando di rispondere velocemente, in maniera flessibile, a prezzi bassi. Non è più questo il modo di competere. Quindi abbiamo un problema strutturale che tra l'altro a livello Italia, non prendo neanche in considerazione il centro e il meridione perché la situazione è ancora peggiore evidentemente, ma mentre, questa è la mia personale analisi, 20 anni fa noi come sistema competevamo con Milano, non inteso come nord-est, insomma. Noi come nord-est sì, competevamo con Milano, oggi il fatto del centrismo milanese in cui in qualche modo si sono aggregate tutta una serie di risorse, probabilmente il minore individualismo del lombardo rispetto al Veneto o al Triveneto ha permesso a Milano si respira un'altra area, un'ottica di innovazione, di iniziative, cosa che qui invece siamo ancora in campagna. Quindi insomma diciamo il nord-est in questo senso secondo lei è rimasto indietro, da locomotiva che era nel passato, insomma non è riuscito a cogliere. Credo che i dati fondamentalmente lo dicano. Esistono una serie di iniziative. Allora, nel momento in cui si parla di innovazione si devono creare degli ecosistemi, si devono creare degli ambienti affinché i migliori talenti in qualche modo popolino questi ecosistemi e si possa riuscire a fare sinergie, riuscire ad avere interlocuzioni con personaggi molto diversi e via dicendo. Oggi un nostro laureato bravo tenta di andare a Milano, un laureato bravo di Milano non ha nessuna intenzione di venire a Vicenza, Padova, Treviso, cioè non ci pensa proprio. Al limite il laureato bravo di Milano pensa di andare a Londra, Berlino o Shenzhen, Pechino, ma non certo di venire a Vicenza. Questo significa che noi dovremo riuscire a trattenerci il più possibile le nostre risorse migliori perché dall'esterno non ne attraiamo. Se anche le nostre risorse migliori a un certo punto, benché vada, vanno a Milano, ripeto, noi ci stiamo perdendo il capitale umano. Nel momento in cui abbiamo perso il capitale umano abbiamo perso tutto. E quindi insomma quella che si prospetta diciamo non è certo una situazione molto positiva a fronte di questo quadro che lei ha tracciato. Abbiamo una telefonata ora in linea di un nostro telespettatore, sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Chi parla? Sono Natale. Sì, da dove chiama? Da Conegliano. Buongiorno Natale, prego, cosa voleva chiedere? No, io voglio solo dire che l'economia però bisogna farla tenendo i soldi che guadagniamo in Italia, tenerli dentro nel nostro circondario italiano. Invece non occorre avere tanti professori, perché 60 milioni di turisti, €1
a testa sono 60 milioni di euro. E il resto dove va? Va tutto all'estero e noi siamo sempre con la gamba alta. Svegliarsi ragazzi, svegliarsi. Ecco, Saluto, ciao. grazie Natale per aver partecipato alla nostra trasmissione. Canale, allora, che dice? Ha ragione il signor Natale, dobbiamo svegliarci? Ma assolutamente sempre, bisogna sempre essere allerta e sempre essere competitivi. Credo però che il tema sia un tema un po' più complesso del turista, insomma, no? Credo che stiamo vivendo un momento di grande cambiamento, di grande evoluzione, che dobbiamo, come diceva il professore, essere attenti a questa evoluzione. È vero la diagnosi che faceva il professore, i centri più importanti oggi a livello di studio di tecnologia eccetera sono fuori dal nord-est, però non trascuriamo che anche nel nord-est abbiamo qualche eccellenza in fatto di imprese, in fatto di innovazione, in fatto di competitività. Credo che alla base di questi discorsi forse per guardare un momentino al futuro dovremmo fare anche un ragionamento sulla formazione, sulla scuola, sui cambiamenti di attenzione a queste evoluzioni che stiamo vivendo. Per tornare al discorso del nostro ascoltatore, ecco, credo che è giusto quello che dice, i soldi devono restare da noi. È un po' quello che dico io quando parliamo di risparmio con la banca, no? Non è indifferente che il risparmio che è fonte di ricchezza resti nel territorio piuttosto che il risparmio si trasferisca in Cina piuttosto che a New York, piuttosto che a Milano, voglio dire, no? Se è vero che il risparmio produce ricchezza, sarebbe opportuno che il risparmio restasse nel territorio e favorisce la crescita del territorio. Ma questa è una parte del tema della crescita, perché poi va coniugato con la formazione, con l'intraprendenza, con l'imprenditorialità, con le capacità di comunicazione del territorio, con tanti altri fattori, perché oggi i temi non sono così risolvibili con la bacchetta magica, sono temi complessi che vanno analizzati e vanno valutati nella loro complessità per trovare delle soluzioni, come dire, soddisfacenti. Ecco, allora ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, subito dopo torniamo a parlare di economia del territorio anche in rapporto alla recentissima legge finanziaria. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Ore 13, stiamo parlando di economia nel territorio e cosa si prospetta per il nuovo anno, per il 2019, anche alla luce di quanto sta accadendo in Europa, nel mondo e soprattutto in relazione alla recente legge finanziaria. Uno degli aspetti dei quali si sta maggiormente discutendo in queste ore è quello delle pensioni con quota 100 che è stata introdotta, da ieri si può inoltrare la domanda, sono già diverse migliaia a quanto pare quelle che sono state presentate all'INPS, quindi quota 100, lo ricordiamo, si potrà andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi, una riforma che poi dovrebbe cominciare a vedersi concretamente in primavera con i primi pensionamenti e che potrebbe avere anche degli effetti sull'economia e soprattutto sul mondo del lavoro. Professore, lei come vede questa riforma? Guardi, io, ripeto, lo dicevo anche prima, sono un aziendalista, sono un professore di economia aziendale e di innovazione strategica, quindi non sono un esperto di diritto del lavoro, quindi un'opinione in qualche modo formata non ce l'ho e credo che in Italia occorre che le persone che sanno parlino, quindi dal mio punto di vista non saprei valutare l'impatto positivo o negativo. Diciamo che il Presidente Boeri è un tecnico e mi sembrava molto preoccupato, quindi valutando a discapito di quanto si dice in qualche modo oggi che conoscenza ed esperienza non contano, direi quasi fantasia al potere o improvvisazione al potere, io essendo in qualche modo un tradizionalista credo che conoscenza ed esperienza contino. Il Presidente Boeri ha torto ragione, una persona che aveva conoscenze ed esperienze ed era molto preoccupato, quindi
di partenza sono molto preoccupato, però non per mia conoscenza personale. E lei? Io ribadisco, lavoro in banca e conosco qualcosa di banca, le pensioni le paghiamo, quello che leggo dai giornali che cerco di intuire e di capire. Credo che l'obiettivo sia quello di dare una maggior soddisfazione per certi tipi di lavoro raggiunta una certa età e che quindi vadano anche incontro a una esigenza, come dire, sociale. È indubbio però che dietro a questo discorso qualche preoccupazione degli equilibri economici ci sono state manifestate appunto dall'INPS e da altri. Mi auguro che sia vero quello che viene detto, che per chi va in pensione viene sostituito con nuova forza lavoro. Qualcuno dice non integralmente, qualcuno dice in parte, ma probabilmente questo può essere un aspetto, come dire, positivo di questa nuova introduzione. Importante sarebbe che non venisse scardinato quello che è l'impianto sociale della Fornero, perché mi pare che in qualche maniera abbia ricalibrato un po' i conti e i costi anche per quel che riguarda l'INPS. Ecco, ci vorrebbe secondo me un'azione, non so, ripeto, non sono un tecnico, un'azione di responsabilità sociale, no? Se io faccio l'amministratore di un'azienda e il presidente Canal fa delle scelte scellerate per cui l'azienda poi va in default, giustamente se fa delle scelte, come posso dire, se fa delle scelte sull'incertezza, perché nessuno sa cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma delle scelte consapevoli, con la prudenza e il buon padre di famiglia, e le fa sbagliate, vabbè, la banca risponde col capitale sociale. Qualora facciano delle scelte scellerate, esiste un'azione che si chiama azione di responsabilità sociale, in cui al presidente del canale dicono guardi che queste scelte probabilmente sono scellerate, quindi lei deve a questo punto rispondere personalmente in sede amministrativa e penale. Sarebbe interessante anche per i politici, nel senso che se uno è veramente convinto e fa una scelta molto forte, nel momento in cui questa scelta si rivelasse scellerata, adesso non so se sia possibile, se esista, però un'azione di responsabilità amministrativa sarebbe una cosa interessante, secondo me gli si venga a chiedere conto di questo. Sì, perché io personalmente sono apartitico apolitico, nel senso che mi definisco spesso un mercenario, cioè cerco di collaborare con tutti portando avanti le idee. Rappresento un'istituzione che è l'università, che secondo me deve essere sopra la politica. Io non credo che si debba fare assolutamente politica in università, l'università deve essere di guida, di ispirazione, o lo era, di ispirazione alla politica, in questo momento è poco di moda, quindi anzi mi sembra che anche il signor Natale prima diceva non servono i professoroni, secondo me i professoroni servono invece, e l'idea che persone non competenti e senza esperienza possano in qualche modo governare un sistema così complesso come quel paese è un'idea scellerata, però penso che ormai siamo una minoranza a pensare questo, e ribadisco che nel momento in cui si fanno delle scelte bisognerebbe in qualche modo poi avere un'azione di responsabilità, perché io sono personalmente, per quel poco che ne capisco, sono estremamente preoccupato. Di pensione non ne capisco, di sviluppo economico, ahimè purtroppo avendo i capelli bianchi e facendo questo da sempre, qualcosa ne capisco, sono molto preoccupato. Spero vivamente di sbagliarmi, perché poi nella vita nessuno ha la bacchetta magica, però spero la sfera di cristallo. Con la sfera di cristallo, speriamo abbiano ragione, perché, come posso dire, diciamo che se hanno ragione faremo un grande film, cioè un'impresa epica in cui abbiamo dimostrato che contro ogni buonsenso si è riuscito a fare questo. Attenzione, la storia è piena di persone che avevano visioni, che sono stati considerati dei pazzi. Parlo di aziende perché il mio mestiere. Steve Jobs a un certo punto decide di portare l'elettronica alle masse, chiama Sculley, che era il presidente di Pepsi Cola, quindi una persona che era abituata a portare i prodotti alle masse, per dirgli devi portare l'elettronica alle masse. Sculley, che arriva dalla Pepsi Cola, dice questo è talmente matto che lo fa allontanare dall'azienda. Dopodiché Steve Jobs rientra ed è diventata una delle aziende, se non l'azienda più ricca al mondo. Quindi era un matto, o considerato tale, che in realtà aveva avuto una grande visione. Speriamo che il nostro Ministro dello Sviluppo Economico sia una persona che ha avuto una grande visione e ci permette in realtà di recuperare le posizioni che abbiamo perso, non chiaramente per colpa dell'attuale governo, ma di tutti i precedenti, nessuno escluso, come Paese. Speriamo, perché sennò, però speriamo di sbagliarci. Diciamo a livello così razionale siamo molto preoccupati, credo tutti siamo molto preoccupati. Ecco, lei Canale è preoccupato? Non particolarmente, mi dispiace che avessi dato Canale come elemento negativo, come cognome, voglio dire, ne avessi utilizzato un altro mi sarebbe piaciuto di più. Ma no, senso, come esempio che lei deve rispondere? Chiaramente sì, infatti rispondo. No, non che sia preoccupato, direi che a fianco alle giuste osservazioni che faceva il professore c'è anche un aspetto sociale che chi comanda deve in qualche maniera calibrare, cioè deve trovare degli equilibri.
chiaramente dovrebbero essere degli equilibri che fanno bene al sociale ma che non sconvolgono quello che è il risultato finale poi, che è quello a cui si riferiva il professore, per cui una preoccupazione per capire quale potrà essere l'esito di queste iniziative evidentemente c'è, insomma, no? Mi pare che sia conclamato e richiamato un po' da tutti che questi interventi che sono stati fatti con la finanziaria sono rivolti più all'assistenza rispetto agli investimenti per creare nuova ricchezza e nuova produttività, e quindi aspettiamo un momentino, vediamo, perché non è che si possa mettere in discussione quello che è l'aspetto e l'attenzione verso il sociale che è stata in qualche maniera richiamata da questa finanziaria, da questa attività recente. La preoccupazione è questo dove ci porterà, ci consentirà ancora di mantenere i nostri equilibri, di avere ancora un certo tipo di rapporto economico sia per quel che riguarda l'Europa, sia per quel che riguarda il nostro deficit complessivo, perché teniamo conto che uno dei problemi che abbiamo noi globalmente è l'aspetto dell'alto volume di debito che abbiamo. Il fatto che recentemente lo spread da maggio dell'anno scorso, lo spread si è schizzato ai livelli che è schizzato, comporta dei costi e comporta dei problemi per il nostro equilibrio, come dire, economico generale. Aumentare il debito diventa difficile, poter imporre le proprie idee, le proprie iniziative con un grosso debito alle spalle incomincia a essere difficile. Dovremo prima trovare i meccanismi per contenere l'alto debito che abbiamo prima di continuare a portare avanti una politica distributiva. Ecco, sono questi i dubbi che in qualche maniera ho, che in qualche maniera raccolgo anche dalla stampa, e sono i dubbi che diciamo, aspettiamo e vediamo cosa potrà succedere, insomma, e poi giudicheremo. Poi avremo la possibilità di andare al voto e ognuno dirà quello che pensa e darà i suoi giudizi, insomma. Bene, allora ancora un breve break pubblicitario, ci rivediamo tra pochissimo. Sempre. Economia del territorio, che 2019 sarà? Ne stiamo parlando con il professor Carlo Bagnoli, docente di innovazione strategica all'Università Ca' Foscari di Venezia, e Renzo Canal, presidente della Banca di Monastier e del Sile. Professore, allora una certa preoccupazione comunque c'è. Altra notizia di quest'oggi, di questa mattina, il professor Cottarelli diceva: se andiamo avanti così e quindi questa recessione che oggi è stata certificata dall'Istat continuerà anche nei prossimi mesi, sarà inevitabile una ulteriore, un correttivo insomma della manovra, con inevitabile, secondo quanto dice Cottarelli, una patrimoniale, ed una patrimoniale ben più pesante di quella che a suo tempo mise il governo Amato. Lei cosa pensa? Non so, speriamo, ripeto, speriamo che il nostro governo siano persone assolutamente illuminate, che sui razionali, diciamo, come posso dire, affrontiamo il tema con quello che è la conoscenza attuale disponibile. Ripeto, la preoccupazione è molto alta, però come posso dire, la speranza è che in realtà siano veramente delle persone illuminate e abbiano visto quello che in realtà persone che razionalizzano, perché noi come professori universitari razionalizziamo, non riusciamo a vedere. Se vuole l'unica così momento di... Poi io sono un ottimista, non vorrei che passasse l'idea, cioè io credo che l'Italia abbia delle potenzialità, il Triveneto, anche dicevo prima, abbia delle potenzialità che sono incredibili, cioè non riuscire a governare per esempio una città come Venezia, cioè potrebbe diventare una piattaforma per attrarre talenti tecnologici, artistici, unica al mondo, cioè unica, abbiamo il mare, abbiamo le montagne, abbiamo la città d'arte, abbiamo altre città bellissime vicino, cioè noi abbiamo una potenzialità incredibile se riuscissimo a governare con Salis Grandi queste potenzialità che abbiamo. Diciamo che se vuole l'unica, non dico soddisfazione, ma così dire c'è chi sta peggio di noi, a vedere i cugini inglesi, no? Adesso con la Brexit io ho degli amici, anche degli amici docenti universitari, dicono che sono terrorizzati da quello che può succedere. Sono andati a un referendum popolare, il popolo si è espresso, ha deciso di uscire dall'Europa,
adesso non sanno come uscirne, nel senso che il no deal creerà ulteriori problemi a noi, ma potenzialmente disastri per gli inglesi, quindi dico non siamo neanche quelli che stanno probabilmente facendo più danni, quindi non so se sia una grande soddisfazione, ma altri paesi che in qualche modo abbiamo sempre avuto come riferimento per buon governo sta facendo ancora disastri. La stessa Francia credo abbia delle situazioni estremamente importanti. Quindi questo è un po' una magra soddisfazione. Credo una magra soddisfazione che però magari ci fa preoccupare ancora di più, nel senso che se anche paesi così si trovano meno male non abbiamo, a un certo punto, se non ricordo male, seguo la politica distrattamente, perché a un certo punto mi sembra che si parlasse, no, di uscire anche noi dall'Europa, almeno l'hanno fatto gli inglesi per prima, probabilmente le persone hanno visto quali sono gli effetti e forse non c'è più tanta l'idea di uscire dall'Europa neanche come minaccia. E quindi questo almeno l'abbiamo in qualche modo schivato. Ribadisco, l'Italia e il nord-est in particolare, secondo me, per capitale umano, capitale storico, capitale naturale, io faccio veramente difficoltà a trovare un ecosistema, una zona, un territorio così ricco. Bisogna riuscire a superare quelli che sono in qualche modo probabilmente degli individualismi, no? Padova, Treviso, Vicenza, la capacità, si dice ormai da 30 anni, di fare veramente sistema, fare rete, riconoscere che non sono tutti uguali, esistono persone che hanno, diciamo, capacità superiori nel poter avere una leadership, deve essere riconosciuto, poi chiesto di conto di quello che fanno, unire in qualche modo le forze, perché ripeto, come piattaforma non credo che ce ne siano uguali, faccio difficoltà in giro per il mondo. Quando io viaggio e vado anche in altri posti molto conclamati, vedo sempre capitale umano inferiore o non superiore comunque, solo che però sono tutti organizzati, funziona tutto, dico nei posti chiaramente più all'avanguardia. Se noi riuscissimo in qualche modo a governare, che tra l'altro non siamo neanche governati male adesso, invece noi credo qui abbiamo un buon governo come regione, diciamo c'è tutta una serie di istituti intermedi che tutto sommato dovrebbero unirsi di più. Io ad esempio sono stato uno dei fautori dell'unione delle 9 università trivenete per la creazione dello Smart Competence Center. Cioè io mi sono trovato a un certo punto a luglio del 2016, l'allora vicepresidente di Confindustria Nazionale Piccola Industria Baban, che era un veneto, mi ha detto guarda sta succedendo una cosa, non so cosa sta succedendo, ma accompagnami. Siamo andati al Ministero, al Mise, c'era Calenda, allora Ministro, si ipotizzava di fare questi competence center per il trasferimento tecnologico di Industria 4.0 alle imprese, cosa fondamentale, e si immaginava di farne una a Torino, una a Milano, uno Napoli-Bari e il Triveneto era escluso. Io ho lavorato nel 2016 tutta l'estate per fare una proposta da portare al Ministro Calenda dicendo non potete lasciare fuori il nord-est. Da lì si è attivato un percorso, sono andato a parlare con l'Università di Padova dicendo dobbiamo unire le forze, abbiamo unito le altre università, si è unita Confindustria e una volta tanto siamo riusciti ad avere una proposta unitaria che chiaramente non è potuta passare inosservata. Questo spero sia un esempio virtuoso su cui continuare a lavorare, perché se ci si unisce, anche le 9 università del Triveneto sono totalmente in grado di competere con le 5-6 università di Milano. Quindi superare i campanilismi, insomma, e cercare di riuscire a fare rete, quella famosa rete di cui tanto si parla, no, nel territorio. Chiedo scusa Canalla, interrompo solo un attimo perché abbiamo un'altra telefonata in linea, tra pochissimo torniamo. Pronto? Buongiorno? Pronto? Pronto? No, forse fatemi sapere dalla regia, no, la telefonata non c'è più. Canale, allora. No, stavo dicendo che trovo questa iniziativa delle università una cosa importantissima, cioè in questo contesto di difficoltà noi dobbiamo anche pensare a quello che può essere il futuro e come affrontare il futuro. Credo che uno dei passaggi fondamentali sia quello di avere una grossa formazione, di fare tanta formazione. Diciamo che stiamo vivendo un processo di evoluzione tecnologica notevolissimo, di fronte al quale non siamo sempre in grado di assorbirlo, siamo anche sovrastati un po' dalla nuova tecnologia. E se continuiamo a parlare di tecnologia nuova, di intelligenza artificiale, di robotica, di tutti questi passaggi importanti che stanno avvenendo a livello internazionale e anche nazionale, rischiamo di sminuire quella che è la figura dell'uomo. Dovrà essere l'uomo che governa anche la tecnologia, che governa questi cambiamenti. Ma per farlo, secondo me, c'è bisogno che l'uomo cresca,
che l'uomo faccia della formazione. Ho letto recentemente, per esempio, che il centro della tecnologia ormai si sta spostando nell'estremo oriente, Singapore, Cina, eccetera. Ho letto che a Singapore, professore, le università convocano gli imprenditori di successo qualche tempo prima per capire quali saranno le evoluzioni delle loro attività nel tempo e preparano gli studenti, la scuola, in funzione di queste innovazioni che arriveranno. Quindi anticipano quella che è l'evoluzione e il progresso della tecnologia per certi aspetti. E io credo che anche qui da noi, pur concordando sul fatto che il Veneto può essere un'isola felice, se la guardiamo in confronto a tante altre realtà, ci lamentiamo, però insomma, il livello di disoccupazione è un livello tutto sommato quasi fisiologico, il sistema di vita è ancora un sistema positivo, la sanità funziona, insomma ci lamentiamo ma tutto sommato non stiamo male se ci confrontiamo con altre realtà. Ma credo che per poter garantire queste realtà e soprattutto per avere degli spazi di soddisfazione adeguati per il futuro, molto del nostro futuro passi attraverso una continua formazione, attraverso una crescita della gente. Invece anche qui le lauree non sono pari a quello che è il resto d'Italia, eccetera. Quindi uno dei problemi, a mio modo di vedere, che dovremo superare nel prossimo futuro sarà quello di crescere come formazione, come capacità di accettare e di aiutare l'innovazione, perché credo che non possiamo prescindere da interventi continui di innovazione. Il mondo non si fermerà, non si è mai fermato. Diceva il professor Profumo l'altro giorno a Padova in un incontro che è stato fatto che nel mondo dal 2010, se non ricordo male, sono stati realizzati 135.000 nuove mezzi di lavoro, possibilità di lavoro. Ne sono state cancellate 70.000, quindi ci sono ancora 50.000 nuovi lavori che hanno bisogno di trovare personale adeguato per fare questi lavori. Stiamo assistendo anche in Veneto a delle aziende che sono alla ricerca di personale e non lo trovano perché non hanno personale adeguato al loro tipo di attività che si è evoluta col digitale, attività che si è evoluta attraverso la tecnologia. Allora secondo me se noi vogliamo guardare al futuro e avere fiducia nel futuro dovremo investire molto in formazione in tecnologia e preparare in anticipo le nostre imprese, le nostre aziende verso quelli che saranno gli obiettivi del futuro. E le sfide del futuro. In questo senso un gioco fondamentale ovviamente ce l'ha l'università, no professore? Sì, però noi, ti ripeto, io faccio prima un ragionamento a livello di Triveneto e a livello d'Italia. Noi in Veneto, per dire, noi come università e come Univeneto, per dire, abbiamo un rapporto ottimo con l'assessore Donazzan e l'assessorato alla formazione, veramente lavoriamo molto bene. Dopodiché non è facile perché siamo enti pubblici, quindi c'è tutto, non è che si possa, se si decide di andare a sinistra, ci si mette 6 mesi tra noi, università, ente pubblico e la regione ente pubblico per capire come andare a sinistra, però la sintonia è molto alta e anche con le imprese. Io personalmente, per esempio, ho fatto un evento l'anno scorso, noi facciamo un evento annuale a Venezia che si chiama Strategy Innovation Forum, abbiamo avuto la presenza di 800 imprese in 3 giorni su cui discutevamo dell'impatto sociale, diciamo dell'impatto che l'impresa ha sulla società e come questo impatto possa essere monetizzato, cioè fare la chiamiamo social strategy innovation, cioè innovazione strategica di tipo sociale. Prossimo ottobre faremo un evento, sempre all'interno dello Strategy Innovation Forum, che si chiama invece l'impatto dell'intelligenza artificiale sui modelli di business e sul modo di fare impresa, con un però warning, perché bisogna sempre, come posso dire, non dismettere gli slogan. Mi spiego, Einstein grosso modo 50-60 anni fa diceva che arriverà un momento in cui le macchine sapranno risolvere ogni problema ma non sapranno mai porne uno. Questo cosa significa? Significa che in realtà esiste un deficit di competenze e sono competenze tecniche e questo va benissimo. Attenzione, le competenze tecniche non sono i periti, o meglio, se l'impresa oggi ha bisogno del perito, significa che comunque fra 15 anni non avrà bisogno del perito perché ci sarà la macchina. Quindi dobbiamo formare digital analyst, digital science, quindi figure elevate, non figure da, almeno questa è la mia opinione,
solo figure da scuole superiori, scuole in qualche modo istituti tecnici, perché rischiamo comunque di risolvere il problema oggi, ma di averlo fra 10 anni. L'altra cosa su cui io combatto è quando sento dire lauree inutili. Io sono un economista, quindi non sono un umanista, anzi più lontano da un umanista, però le lauree inutili, quelle in sociologia, in lettere e via dicendo, io credo che invece sia veramente una bestemmia, perché quello che diceva Einstein, non sapranno mai porre un problema, in realtà chi, qualora fossero debitamente formati, probabilmente può saper porre problemi sono i letterati, gli umanisti. E vi faccio un esempio, mi arriva una società molto forte nell'analisi, diciamo, dei dati attraverso l'algoritmo, attraverso l'intelligenza artificiale, ad esempio questa azienda mi dice, una grande azienda, mi dice tu mi dici cosa vuoi di una foto, voglio tutte le persone che hanno la cravatta marrone o hanno una valigia, io ti tiro fuori da Instagram tutte queste foto e te le posso filtrare come vuoi. Il problema qual è? Il problema è che quando mi arriva un'azienda che vuole capire quello che sono dei trend sociali, non so che domande porre, cioè non so i filtri, perché io ti tiro fuori 7 miliardi di foto, quindi non sono analizzabili, non so come scremarle e anche quando le ho scremate vedo le foto, cioè ho fatto l'analisi ma non so fare la sintesi. Chi è che fa la sintesi? Non lo fa un informatico, non lo fa un ingegnere. La sintesi, l'ingegnere mi tira fuori i dati, fa l'analisi. La sintesi me la fa bene un sociologo, me la fa bene un letterato, me la fa bene, non so, uno psicologo. Quindi sono professionalità complementari. Se debitamente formate, noi come paese, che siamo grande, storicamente, la culla in qualche modo delle scienze umanistiche, potremmo veramente invece fare una proposta di affrontare il tema delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, della blockchain, in una prospettiva non meramente tecnologica, anche, per amor di Dio, dobbiamo rimanere al passo, ma dandogli in qualche modo un profumo umanistico che ci potrebbe distinguere rispetto agli altri paesi. Perché viceversa, se pensiamo di combattere solo sulla tecnologia, cioè gli investimenti che fa una città, Pechino, in Cina, equivalgono agli investimenti che fa tutta l'Italia e forse neanche. Cioè, vi do degli esempi. Non c'è storia, insomma, per dirla. Ma cioè, poi possiamo avere Natta che inventa, che fa l'invenzione del secolo e noi siamo geniali e quindi possiamo avere la persona geniale. Però se gli investimenti in ricerca e sviluppo in qualche modo sono un driver per i risultati che si ottiene, credo che 2 o 3 aziende americane, quali IBM, Cisco e via dicendo, 3 aziende investono quanto tutta l'Italia insieme. Quindi è un problema tecnicamente. C'è qualcuno che dice che l'evoluzione è talmente rapida, sarà talmente rapida, che la formazione dovrà essere continua, ma non dovrà essere fatta dalla cattedra verso lo studente, ma dovrà essere fatta assieme, in parallelo, il professore e lo studente assieme per confrontarsi, per creare il futuro. Uno portando le proprie competenze intellettuali e uno portando le proprie competenze pratiche, perché diversamente il passaggio dalla cattedra dall'alto al basso non creerebbe un circuito virtuoso nella costruzione e nella formazione del futuro. Sì, ma anche oggi io ad esempio insegno innovazione, se mi perdo un'app piuttosto che un sistema che è diffuso tra gli studenti, magari io non lo conosco, sei immediatamente screditato. Quindi questo rapporto continuo di, in qualche modo, scambio di il problema qual è? Però c'è una grande differenza, secondo me. La differenza fondamentale tra un docente o comunque una persona che in qualche modo è chiamata a fare dei ragionamenti rispetto al resto delle persone è che c'è un tema di razionalizzazione, cioè i dati ce li hanno tutti. Bisogna estrarre dai dati del significato, cioè cosa significa questo. E qui entrano in gioco quelle professionalità di cui si parlava prima. Allora ci fermiamo ancora per l'ultima pausa pubblicitaria, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Ore 13 per parlare di economia, di prospettive per il 2019. Canale, allora, prima della pubblicità si parlava proprio della necessità di anche queste figure professionali che facciano sintesi, no, di tutti questi aspetti e questi elementi che emergono. Sì, indubbiamente stiamo vivendo un momento di grande evoluzione, di grande trasformazione. Cioè, parliamo di globalizzazione, qualcuno dice che la prima globalizzazione è avvenuta nel 1500, la scoperta dell'America e quant'altro collegato al 1500, qualcuno dice che le prime grandi trasformazioni sono state quelle, qualcuno dice che le stiamo vivendo adesso con la globalizzazione. Chiaramente gli equilibri si sono in qualche maniera rotti
e l'evoluzione è notevolissima. Dove arriveremo con questa evoluzione? Quali saranno i punti finali di questo passaggio qui, che non ci saranno mai probabilmente? Ecco, queste sono le grandi domande che dobbiamo farci. Io penso che dobbiamo, come dire, confrontarci continuamente, misurarci continuamente, che il fatto della globalizzazione sia un fatto inevitabile, ineluttabile, come il discorso dei vasi comunicanti. Gradualmente dovremo arrivare tutti a un certo livello per poter ripartire ancora. La stiamo vivendo a livello territoriale, ma soprattutto a livello mondiale, in un momento di grande confusione. A mio modo di vedere, come la penso io, è che questo aspetto della globalizzazione ha rotto quelli che erano degli equilibri preesistenti. Dovremo lavorare cercando di crescere per ricreare degli equilibri. Professore, condivide così? Sì, beh, certo siamo in un momento, credo che siamo forse siamo all'inizio della distruzione della globalizzazione, nel senso che tutti questi tentativi di chiudere i confini, di sovranismo, in realtà stanno cercando di dare una risposta a un fenomeno che è quello della globalizzazione, dell'apertura, che rischia che probabilmente ci trascinerà, ci porterà in un contesto politico, sociale, economico ancora diverso, sulla quale noi dovremo poi ridisegnare quello che è il nostro ruolo. Io ribadisco, io sono in realtà un ottimista clamoroso, nel senso che penso che peggio di come abbiamo fatto, diciamo, è difficile negli ultimi 30 anni, non sto parlando del governo attuale, dico gli ultimi 30 anni. Io chiaramente mi lamentavo con i miei genitori o con la classe, diciamo, dei miei genitori, perché dovevo andare in pensione a 36 anni, 6 mesi, cos'era, a 48 anni in pensione, quindi mi sembrava una cosa assurda. 15 anni, 6 mesi, un giorno. Sì, esatto, quindi a famosa... 36 anni uno, riscattando gli anni della laurea, andava in pensione. Certamente abbiamo migliorato, certe cose le abbiamo messe a punto. Certamente io credo che noi possiamo avere la possibilità di un terzo rinascimento, probabilmente, nel senso che noi abbiamo già fatto un rinascimento all'epoca di Lorenzo il Magnifico, delle arti, della cultura, in cui abbiamo messo insieme scienziati, artisti, letterati e mecenati. Lorenzo Magnifico era prima un commerciante e poi un banchiere. Certo. Abbiamo avuto un secondo rinascimento dopo la seconda guerra mondiale, perché il Made in Italy, di cui oggi tutti parlano, in realtà nasce negli anni 50 dall'incontro di designer e imprenditori illuminati, quindi è stato nuovamente un nuovo rinascimento. Ora, seconda guerra mondiale c'era un disastro, credo che anche in questo momento siamo fondamentalmente in guerra, quindi data la capacità dell'Italia di dare il meglio di sé quando è nell'angolo, speriamo effettivamente di essere pronti per un terzo rinascimento, perché credo che veramente dal punto di vista culturale noi potremmo dare significato a delle cose che oggi sfuggono di significato. Cioè, quando mi si dice che ormai ci sono i chatbot, quelli che rispondono in maniera automatica ai telefoni, che diventeranno così comuni che le persone sembrerà strano quando risponderà una persona vera e non il robot, cioè, c'è un problema di significato delle cose che facciamo, c'è un problema di significato nelle interrelazioni con le persone. Chi può in qualche modo dare senso a questo? Credo che l'Italia, come ha fatto già nel passato più volte, possa creare dei significati. Sta a noi in qualche modo riuscire nuovamente a trovare unità nazionale, quantomeno triveneta, speriamo, per poter guidare questi cambiamenti. Certamente siamo di fronte a delle sfide, secondo me, epocali, divertentissime. Divertentissime, dipende dai punti di vista, no? Magari non tutti proprio le vedono divertenti. È una sfida continua, quindi dobbiamo accettarla come sfida, dobbiamo combatterla, insomma, no? E guai se non fosse così, anzi... Ma che vada perdiamo. Sì, io dico, è affascinante anche questo tipo di scenario, perché ti dà stimoli, mi dà a me che sono di una certa età, voglio dire, quindi credo proprio di sì, che dobbiamo accettare questi cambiamenti, lavorare per questi cambiamenti, e sono sicuro che lavorando e impegnandoci avremo anche delle soddisfazioni. Cioè, voglio dire, uno deve essere ottimista. Anche se lo scenario è complicato, anche se lo scenario è difficile, perché in qualsiasi scenario ci sono delle soluzioni. Troviamo quelle positive, quelle di lavorare per questa evoluzione, di impegnarci per trovare meccanismi nuovi, coerenti con la situazione attuale. Pare che sia doveroso da parte di tutti, insomma. Quello sicuramente. Allora, abbiamo ancora proprio pochissimi secondi. Un flash a testa, che 2019 sarà, quindi, secondo voi? Secondo lei, professore? Credo che sarà un anno di verità
vedremo se, come posso dire, credo che anche noi come Paese vedremo se certe in qualche modo azioni di politica economica in realtà sono azioni illuminate o sono azioni che ci metteranno in grande difficoltà, come è stato col referendum per l'Inghilterra, cioè hanno votato, sul momento grande euforia, dopo 2 anni sono tutti molto preoccupati, ma veramente molto preoccupati. E molti vorrebbero fare retromarcia. Retromarcia però è un po' complesso. Credo che il 2019 ci dirà, con le elezioni europee e i primi effetti delle manovre economiche, se abbiamo imboccato la strada giusta oppure abbiamo imboccato una strada forse non così corretta, quindi sarà comunque un anno di verità. Ecco, secondo lei, Canal, velocissimo anche lei? Sì, sono d'accordo anch'io che sarà l'anno della verità. Ci sono tante cose che stanno arrivando al pettine e quindi sono cose che troveranno le risposte nell'arco del 2019. Per cui in definitiva sono ottimista perché penso che le soluzioni che verranno fuori saranno comunque positive o comunque si intraprenderanno delle strade di positività, però credo che sia l'anno della verità il 2019. Grazie a Renzo Canal, grazie al professor Carlo Bagnoli per essere stati qui con noi quest'oggi, grazie a voi telespettatori per averci seguito. A tutti una buona giornata e arrivederci.